Salve a tutti, facciamo ora due esercizi sulla temperatura di equilibrio. Allora, nel primo esercizio abbiamo tutte e due le sostanze sono acqua. Abbiamo 2, litri d'acqua alla temperatura di 16 gradi centigradi e dall'altra parte abbiamo 0,9 litri d'acqua e dobbiamo calcolare la temperatura di questi 0,9 litri d'acqua in modo che mescolandoli avremo dopo un po' di tempo la temperatura di equilibrio di 28 gradi centigradi. Allora, 2,4 litri corrispondono a 2,4 kg per l'acqua, 0,9 litri corrispondono a 0,9 kg. Va bene, adesso vediamo come fare. Allora, intanto T1 è minore di T2, perché ovviamente se questa è la temperatura di equilibrio, questa è 16, qua sarà un valore più alto. T1 è minore di T2, T sta tra uno e l'altro. Ok, allora dobbiamo scrivere che la temperatura ricevuta dalla prima massa, scusate, il calore ricevuto dalla prima massa d'acqua è uguale al calore ceduto dalla seconda massa d'acqua. Allora, M1 e C, allora C è lo stesso in entrambi i casi, perché si tratta sempre di acqua in entrambi i casi. Qua abbiamo M1, qua M2. La differenza di temperatura qui è T meno T1 e qua T2 meno T, quella maggiore meno quella minore. Vabbè, adesso C si semplifica perché è lo stesso per entrambi. Se non è lo stesso non si va a semplificare. Allora, qui abbiamo, ok, abbiamo trovato, adesso visto che cerchiamo T2 e T2 compare qui, dobbiamo moltiplicare con la parentesi M2T2 meno M2T. E allora adesso questo termine lo portiamo a sinistra, il primo qua si ricoppia e questo qua diventa più M2T è uguale a M2T2. Noi cerchiamo T2, allora adesso il lato sinistro è uguale al lato destro, allora il lato destro è uguale al lato sinistro, scambiamo i lati destro e sinistro dell'equazione. Adesso, appunto perché cerchiamo T2, dividiamo con M2. E allora adesso io potrei prendere tutti questi due termini, tutto fratto M2 volendo, però posso anche prendere il primo fratto M2 e il secondo fratto M2, farò così, qua il primo M1 fratto M2 per T meno T1 e il secondo faccio così perché M2 diviso M2 si semplificano e trovo solo T. Va bene, adesso metto i valori, 2,4 kg fratto 0,9 kg, la differenza T meno T1 28 meno 16 e 12 gradi Celsius più la temperatura di equilibrio di 28 gradi Celsius. Qua si fa il calcolo, qua i chilogrammi si semplificano, si calcola questo e poi si va a sommare 28 e si trovano circa 60 gradi centigradi. Facciamo il secondo esercizio, leggermente più complicato. Allora, da una parte abbiamo acqua, 0,6 litri d'acqua, che quindi 0,6 kg d'acqua, alla temperatura di 12 gradi Celsius. E questo è il calore specifico dell'acqua che abbiamo già visto prima, 4,2. No, vabbè, non l'avevamo visto in questo esercizio, vabbè, 4,2 kJ su chilogrammo Kelvin. E abbiamo dall'altra parte rame, abbiamo 45 grammi di rame, quindi 0,045 kg di rame, alla temperatura di 330 gradi centigradi. E il calore specifico del rame è 0,40 kJ su chilogrammo Kelvin. E ci chiediamo qual è la temperatura di equilibrio. Allora, T1 è minore di T2. Questo serve per scrivere bene queste differenze di temperatura. Allora, come prima, mc delta t di uno è uguale a mc delta t dell'altro, quindi m1 c1, qua m2 c2, qua avremo t meno t1 e qua t2 meno t. E noi interessa t e si trova qui e si trova qui, quindi andiamo a moltiplicare con le parentesi sia a sinistra che a destra. M1 C1T meno M1 C1 T1 è uguale a M2 C2 T2 meno M2 C2 T. Adesso la nostra incognita è qui e qui, allora questi due termini li portiamo a sinistra e gli altri termini li portiamo a destra, quindi M1 C1T era già qui, questo va dall'altra parte e diventa più M2 C2T. Questo meno M1 C1 T1 va dall'altra parte, diventa più M1 C1 T1, questo era già qui,
più M2C2T2. Adesso, visto che ci interessava T, lo raccogliamo, in parentesi va M1C1 più M2C2, qua lasciamo tutto come sta, e adesso finalmente l'ultimo passaggio dobbiamo dividere con questa parentesi. Quindi T è uguale allora a questa espressione qua diviso questa espressione che era nella parentesi. E adesso mettiamo tutti i valori. M1 0,6 kg C1 dell'acqua, 4,2 kJ su chilogrammo Kelvin, T1, ah sì, attenzione, qua visto che moltiplichiamo con delle temperature, queste temperature devono essere espresse per forza in gradi Kelvin, se no non funziona, l'avevo spiegato in un altro video. Quando moltiplichi o dividi con la temperatura, questa deve essere in gradi Kelvin. Quindi questo T1 e T2 li andiamo tutti e due a convertire in Kelvin. Allora qui ho arrotondato, ho preso che 0 Kelvin sono 273 gradi centigradi invece di 273,15. Quindi in pratica ho sommato 273 a questo. Qua trovo 285 Kelvin e qua 603 Kelvin. Quindi T1 lo metto come 285 Kelvin. Qui la massa 2 è 0,045 kg, C2 del rame 0,40 kJ su chilogrammo Kelvin, T2 603 Kelvin, fratto. Allora se vedete qua denominatore abbiamo questo M1C1, manca soltanto T1, qua M2C2, manca T2, quindi è questo primo pezzo qua più questo primo pezzo. Ok, adesso andiamo a semplificare chilogrammi con chilogrammi, Kelvin con Kelvin, qua, sì, anche qua, invece qui sono i chilogrammi, semplifichiamo, adesso qua ci calcoliamo questo prodotto, trovo questo, kilojoule, qua moltiplico, trovo questo, kilojoule, potevo anche direttamente sommare volendo, qua denominatore moltiplico questo con questo, kilojoule su Kelvin, qui moltiplico questo con questo, kJ su Kelvin. Anche qui potevo anche sommare direttamente volendo. Vabbè, qui faccio effettivamente la somma, 729 kJ su fratto 2,5 kJ su Kelvin. KJ si semplifica, l'unità è 1 fratto 1 su Kelvin, quindi trovo Kelvin, faccio il calcolo qua e trovo 292 Kelvin. Poi alla fine, se voglio, posso trovare la temperatura di equilibrio in Celsius. Beh, converto questi Kelvin, no? Sottraggo 273. Trovo 19 gradi Celsius, che comunque anche per vedere che non abbiamo sbagliato, per essere sicuri, cioè semplicemente andiamo a vedere che qui prima la temperatura era 12 gradi Celsius e poi era, cioè no, prima e poi la temperatura dell'acqua era 12 gradi Celsius, temperatura del rame 330, insomma questo è un valore comunque che sta tra uno e l'altro, perché se non stava tra uno e l'altro eravamo sicuri di aver sbagliato. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.